prossimo incontro. Quando nello skyline mediatico disegnato da notizie legate a cattiverie, tristezze, disgrazie, cioè il nostro orizzonte quotidiano prevalente, si intrufola un avvenimento di segno diverso, opposto, l'attenzione è immediata, è il classico fiammifero nel buio. E così è la storia di Jack e John, dei fratelli Giacomo e Giovanni Manzariol, che approda ora in libreria dopo una fortunata navigazione, iniziata in seno ad una famiglia di Castelfranco Veneto e dilagata in internet grazie all'estro narrativo del fratello maggiore Giacomo. Un anno fa l'idea di raccontare in un video la vita di Giovannino affetto da sindrome di Down, simulando uno di quei colloqui scrutatori tra datore di lavoro e assumendo. Quanti anni ha? Decine di migliaia di visualizzazioni, condivisioni, mi piace per questa prova d'affetto creativo, perché quando le diversità, cioè le singolarità, entrano in contatto c'è sempre anche un lato sorprendente e buffo da esplorare. Ha fatto esperienze lavorative? E spesso nella nostra società sedotta dal mito dell'autosufficienza solo chi da quel mito non è riguardato, toccato, riesce a instillare negli altri il sano dubbio che forse nella vita l'amore, l'affetto, la capacità di donare valgono ben più dell'algido non dover chiedere mai niente a nessuno. Ha avuto molti successi? La storia di Giacomo e Giovanni, il passaggio vittorioso e felice dalla vergogna alla gioia, è un piccolo fiore che deve difendersi dall'annegamento nella retorica pietistica, ma anche dal soffocamento nella gramigna cinica. Una storia scintillante di lieta semplicità. Per questo è bella.